Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dalla Regione Veneto. La presenza del rigassificatore a largo di Porto Levante, in Polesine, dovrebbe garantire ai veneti, in particolare i residenti delle province di Venezia e Rovigo, una riduzione nei distributori del prezzo di benzina e gasolio. Il meccanismo sarà ora da stabilire, soprattutto la cifra da quantificare, ma la sentenza ha aperto una strada che la Regione aveva iniziato a percorrere 3 anni fa. È esattamente la nostra tesi, la mia tesi, stiamo lavorando su questo dal 2010. Voglio dire che in virtù di quel rigassificatore vorremmo che i veneti pagassero meno la benzina. Il Veneto contribuisce per il 10% alla produzione di gas a livello nazionale, con gli 8 miliardi di metri cubi provenienti dall'impianto polesano. Ora calcoli e tabelle dovranno stabilire l'entità del rimborso, già attivo in altre regioni, in particolare in Basilicata, regione che ora teme che, dividendo il fondo a disposizione con il Veneto, si riducano i vantaggi per i residenti di quella regione. Lo si può fare, è un diritto, al sud come al solito si è già fatto, vorremmo capire perché non è possibile farlo qui da noi. Per questo motivo c'è anche un ricorso. Il prossimo passo, i tempi non sono certi, è una trattativa tra Regione Veneto e Ministero e il Governo dovrà rivedere il decreto che nel 2010 aveva escluso il Veneto dagli sconti sui carburanti previsti per le regioni produttrici di energia. Speriamo di sì, che sia una bella notizia. Dopo vediamo gli eventi. È un piccolo contentino che forse viene dato alla popolazione e poi si spera che le cose vadano veramente meglio. Sarebbe ora, sarei anche contento che fosse così, assolutamente, quindi speriamo che sia così.